Ore 13, buongiorno e ben ritrovati in diretta. Dunque, reddito di cittadinanza, come funziona? Cerchiamo di scoprirlo insieme, quali pezzi mancano, poi in attesa ovviamente dell'ufficialità di molti interventi che ancora devono arrivare proprio in queste ore. È ancora tema di dibattito e in parte anche di polemica, perché avrete visto sul fronte politico se manca la parte che va a aiutare soprattutto il mondo della disabilità nella pensione di cittadinanza. La Lega lancia la minaccia di non votare il reddito di cittadinanza, ma poi, come anche la crisi della Sea-Watch, probabilmente si risolverà nelle prossime ore. Saluto e ringrazio il segretario del Partito Democratico del Veneto, il sindaco Alessandro Luigi Bisatto. Buongiorno, ben trovato. Grazie a voi, buongiorno. E Roberto Fabian della direzione lavoro della Regione Veneto, che di questo mondo si occupa da tecnico, lo precisiamo subito, giusto Fabian, per correttezza, ci aiuterà poi nei numeri, in tante cose, insomma, per capire che cosa, qual è anche la fotografia della nostra regione. Certo. Intanto le volevo chiedere se siete pronti. Allora, ci vorrà qualche mese, come sarà? Allora, ci vorrà qualche mese, anche perché il decreto è in bozza, volevo precisarlo, è allo studio e si sta definendo a livello ministeriale, anche se l'impianto ormai credo sia quello che noi abbiamo potuto vedere dalla documentazione che abbiamo. Vorrei fare una piccola premessa e dare alcuni dati proprio di contesto, proprio perché ritengo utile non tediarvi, e quindi saranno veramente due dati, ma capire il limes entro cui ci muoviamo e si muoverà appunto la misura, che sono il numero dei centri per l'impiego presenti sul territorio regionale, quindi la copertura territoriale, e il numero degli operatori che vi operano. I centri per l'impiego sono 39, coprono l'intera regione, quindi in maniera capillare, quasi capillare, e gli operatori sono poco meno di 400 operatori. La Regione da anni sta investendo in un adeguamento non solo dal punto di vista delle risorse umane, quindi molto importante, ma anche dal punto di vista delle infrastrutture e quindi delle sedi. Le risorse che sono messe a disposizione, che verranno messe a disposizione con il reddito di cittadinanza, sono risorse importanti che ci permetteranno di in qualche modo andare a rafforzare, a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti. Quindi parte di quel miliardo e mezzo che va ai centri per l'impiego viene gestito dalle regioni poi? Verrà gestito, sarà la regione a decidere come impiegare? Esatto, verrà gestito dalla regione e dovrà essere utilizzato proprio per il rafforzamento dei centri per l'impiego, così come è previsto dal decreto. Non ho ricordato, ovviamente c'è il numero di telefono, potete intervenire in diretta, 0422 1626 798 se volete fare domande, e sfrutteremo gli ospiti presenti, anche perché ovviamente avendo il dottor Fabian come tecnico della regione ci può aiutare a capire molto di come funziona questo sistema. L'altra domanda è: vanno bene i centri per l'impiego, cosa manca? Allora, ovviamente i centri per l'impiego vanno bene, la situazione può sempre migliorare, esatto. Quindi sostanzialmente in Veneto, per fortuna, il sistema dei centri per l'impiego funziona meglio che in altri territori di altre regioni. Quindi abbiamo una potenza di fuoco annuale, permettetemi appunto il termine, certo, potenza di fuoco, di circa 120-140 mila accessi che vengono tutti processati presso i centri per l'impiego. E questo dimostra insomma una capacità di risposta alle esigenze del cittadino anche molto forte. Ovviamente le risorse messe in campo che andranno a migliorare ulteriormente la situazione dei centri per l'impiego sono risorse importanti e sicuramente saranno utilizzate al meglio da parte della Regione del Veneto. C'è offerta di lavoro, c'è un incrocio che viene declinato sul territorio? Viene declinato, noi abbiamo, questo mi pare sia un dato importante, abbiamo già sottoposto i centri per l'impiego ad uno stress test con l'assegno per il lavoro, per esempio. Ecco. Non il REI, no, l'assegno per il lavoro, sono misure differenti, che ovviamente è una misura non identica ma simile a quella del reddito di cittadinanza, e possiamo dire che la risposta è stata molto buona. L'operatività dei centri per l'impiego, nonostante appunto l'importanza della misura che li ha coinvolti in maniera molto, molto importante,
la risposta è stata buona ed anche il ritorno in termini occupazionali è stato veramente sui livelli del 40%, che non sono pochi. E non so se ha dei dati sul REI, quanti in regione, e poi sentiamo la telefonata da casa. Allora, gli ultimi dati che ho sul REI sono di circa 8.000 nuclei, un po' più di 8.000 nuclei familiari coinvolti. Nuclei, perfetto, nell'anno appena concluso, certo. diciamo. Ok, nella nostra regione 8.000 famiglie. Telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Marco, il telefono da Mogliano Veneto, provincia di Treviso. Prego, buongiorno. E niente, volevo sapere la questione delle pensioni di cittadinanza, in che termine vengono erogate, quanto tempo ci vuole e com'è com'è che si fa, che documenti bisogna presentare. Certo, allora, guardi, secondo me sono tutte domande cui si risponderà forse nelle prossime ore, mi aiuterà il dottor Fabian, però è vero che stiamo aspettando questa bozza che diventi definitiva, già qualcosa abbiamo letto e visto, si farà domanda ai CAF comunque da marzo. O alle poste o ai CAF. O alle poste o ai CAF, quindi queste sono le cose che le possiamo dire. Intanto grazie, buongiorno. Prego dottore, diceva, quindi CAF, sì, si può fare domanda proprio per reddito, così come per la pensione per di cittadinanza. Per la pensione ai CAF, tramite CAF, oppure direttamente alle poste, e la domanda viene inviata all'INPS, che verificherà appunto quanto dichiarato e se il cittadino che ha presentato la domanda avrà diritto o meno a partecipare alla misura o alla... Poi rivediamo le grafiche che abbiamo preparato, sempre sul reddito di cittadinanza. Segretario, buttiamo in politica invece io e lei, mettiamo così. È diventato una merce di scambio adesso? Il reddito di cittadinanza? Il reddito di cittadinanza è sicuramente... Nella tensione tra Lega e 5 Stelle, no? Che stiamo vivendo in queste ore. Vedo degli sfridi di lavorazione, se mi può essere permesso il termine, nel senso che è entrato in una maniera, adesso in queste ore, visto anche le tensioni conseguenti al salvataggio dei 49 migranti, un po' di cose, ho l'impressione che ci sia una fortissima tensione, cioè non è un'impressione, è un dato di fatto perché lo si legge anche dai giornali, e aver appreso da parte Lega che manca tutta l'integrazione per le pensioni disabilità, cittadinanza, relative al mondo del lavoro, per chi non riesce a stare nel mondo del lavoro perché ha una disabilità, quella è è una tensione fortissima, perché servirebbero moltissime altre risorse per dare una risposta rispetto a quelle aspettative che erano strabilianti e che avrebbero bisogno di una marea di altri miliardi. Cioè qua il dato di fatto, se posso riprendere un po' anche il ragionamento tecnico che in maniera ineccepibile ha fatto il dottor Fabian, in Veneto e in generale in Italia c'era già uno strumento per la povertà che si chiama REI, reddito di inclusione. Che, diceva il dottor Fabiano, è andato a 8.000 nuclei familiari nella nostra regione. Tra l'altro, incidentalmente anche da sindaco, devo dire, ho visto che i miei servizi sociali hanno lavorato sul campo dopo una prima fase di messa in pristino e chiaramente di rodaggio. Adesso stanno arrivando gli assegni mese per mese, cioè arrivano i soldini alle famiglie che erano sotto una soglia di povertà, e che la differenza, che poi è stata in parte mutuata anche dal reddito di cittadinanza, perlomeno per gli strilli giornalistici, è che sia un percorso individualizzato. Cioè il rischio, nemmeno tanto latente, è che ci fosse sta card, uno va a comprarsi qualcosa, ma come dire rimane fuori dal radar del rapporto con gli servizi sociali, visto che stiamo parlando di chi è sotto una soglia di povertà. Si mettono assieme, ed è questo forse il dato che non mi lascia ancora perplesso, si mettono assieme uno strumento per dare un reddito, ripeto, a chi è sotto una soglia, con il tentativo di intercettare questo mondo con chi invece cerca lavoro. In giro per l'Europa le due cose vengono tenute separate. Tra l'altro, va detto, dei 7 miliardi messi in circuito, se 1,7, 1,5 è per implementare i centri per l'impiego, significa che stiamo parlando più o meno a spanne di 2 miliardi in più di quello che già metteva il REI, cioè 3 vengono riassorbiti dal REI.
ho l'impressione, e qua potrei essere disatteso da un punto di vista tecnico perché non ho ancora visto tabelle, che ci sarà qualche caso che riceverà meno di quanto riceveva Correi? Questo è abbastanza presumibile. Soprattutto se si raggiunge la famosa soglia piena della spesa che costringerebbe a erogare di meno. Cioè stiamo parlando di un ISE sostanzialmente molto basso, 9.360. 280 euro dei 780 potenziali sono per chi è in affitto. Sì. Quindi significa che l'integrazione al reddito è di circa 500 euro. Di questi 100 erotti sono con il bancomat famoso. Il resto è da capire come. Giusto, dottore? Adesso spero di non aver detto cose strampalate, ma gli elementi che leggo dalla giornalistica sono questi. Quindi capite che nel caso invece di un nucleo familiare che aveva già l'integrazione Correi, è chiaro che il 780 è progressivo, aumenta se ci sono i componenti del nucleo. Ma in realtà è a svantaggio delle famiglie numerose, si dice che è altro intervento che bisogna fare secondo la Lega. Mentre il REI, per paradosso, perlomeno per paradosso rispetto alle politiche messe in atto adesso, premiava molto le famiglie numerose, le famiglie con un portatore di handicap. Io ho qualche dubbio, ci sarà qualche caso che riceverà meno di quanto riceveva fino ad oggi. E questo cerchiamo di capirlo. Allora, telefonata, vediamo chi c'è in linea, poi andiamo in pubblicità. Pronto? Pronto? Buongiorno signora, prego. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io volevo fare una domanda provocatoria ai suoi ospiti. Sì. Io credo che gli uffici di collocamento servano a ben poco, perché si sa benissimo che più di 8 posti di lavoro in Regione Veneto non ci saranno. Oppure volete importare sciami o mandrie di poveri da venire in Veneto per poi dare il famoso reddito di cittadinanza? Perché pensate che il Veneto possano essere ancora più posti di lavoro, a meno che ci sarebbero moltissimi posti di lavoro, però vedo che i lavori per riaiare i fiumi, per ripulire le rive dei nostri laghi, fossi e quant'altro, rimane tutto da fare. Lì ci sarebbe ben tanto da fare, ma non serve l'ufficio di collocamento, ci serve anche tanto buon senso da parte dei nostri governanti. Certo. Poi volevo chiudere con una cosa. Come mai il nostro Luca Zaia viene sempre presentato come presidente, mentre Fedriga, che ha circa 1 milione di abitanti, viene pomposamente definito governatore? Che differenza c'è tra il nostro poverino Luca Zaia? No, guardi signora, tecnicamente si chiama presidente della giunta regionale. Grazie. Mi sente? Grazie, buongiorno. Tecnicamente si chiama Presidente della Giunta regionale del Veneto, così come del Friuli Venezia Giulia, e lo stesso Zaia, che tra l'altro è intervenuto poco più di mezz'ora fa nel nostro telegiornale, viene definito Presidente ma anche Governatore, che è più nello slang, mettiamo così, però è indifferente per tutti e due. Allora, prima della pubblicità vi faccio vedere, proprio prendendo spunto dalla telefonata della signora che era con noi in linea adesso, Treviso busta paga da 2.000 euro ma non trova 30 operai. È la denuncia dell'imprenditore trevigiano dei ponteggi Nereo Parisotto, non disponibile alle trasferte, in un mese ho perso il 40% di commesse, i precedenti e le polemiche, insomma è un caso che abbiamo raccontato più volte, questo è l'ultimo spuntato nella giornata di oggi. Stiamo appunto anche noi contattando l'imprenditore per farci raccontare che cosa succede a proposito del fatto che molti forse non vogliono fare, che magari non c'è offerta di lavoro, tutte cose di cui stiamo parlando. Un minuto di pubblicità e poi la risposta alle domande della signora. Incide anche il decreto di vita. Ore 13, torniamo in diretta, 0422 1626 798, continuate a telefonare. Allora, una risposta, dottor Fabiano, cominciamo da lei a quello che diceva la signora e poi il segretario Bisacco. Sì, volevo appunto rispondere all'intervento della signora e anche alla slide che ha mostrato sul l'imprenditore che non riesce a trovare. Allora, i centri per l'impiego, oltre a ovviamente operare l'incontro domanda-offerta di lavoro, operano anche in altri ambiti che sono quello della formazione e quindi individuano i migliori percorsi di formazione o di riqualificazione professionale dei soggetti che si rivolgono agli sportelli
titoli appunto dei centri, e questo va in qualche modo dovrebbe andare a risolvere la questione dell'imprenditore che non riesce a trovare, a individuare personale adeguatamente preparato. Per quanto riguarda poi invece la questione dell'importare, diceva la signora, stranieri eccetera, perché i nostri non vogliono, oppure c'è questo obiettivo, diceva la signora come diceva questo, e soprattutto poi utilizzare anche le risorse umane disponibili, i lavoratori disponibili per opere di sfalcio, giardinaggio, comunque utile alla collettività. Il provvedimento e quindi la misura prevede queste iniziative. Innanzitutto per quanto riguarda l'importazione dei cittadini immigrati, il documento prevede che possano accedere alla misura solamente i regolarmente residenti da 10 anni sul territorio appunto nazionale e regionale in questo caso. E si è passati, se vi ricordate, dai 5 anni, si è passati ai 10 anni, e novità di ieri, quindi nell'ultima bozza, è che devono essere non solamente residenti da 10 anni, ma anche continuativamente residenti da 2 anni a questa parte, quindi non possono aver prenotato un viaggio ed aver spostato un attimo la residenza o fuori regione. Poi per quanto riguarda invece la possibilità... Esatto, mi guarda perché sa, l'altra sera a Ringa avevamo proprio posto questa questione, che da telefonate successive con il capogruppo Patuanelli del Senato, il Movimento 5 Stelle, risolta, vero? non è risolta. Cioè, le faccio l'esempio, sa qual era? Il nostro studente che magari o finisce l'università, o qui un ragazzo che non ha trovato lavoro, il classico esempio, prende e va a Londra, sta 2 anni, torna in Italia, non è riuscito a svoltare a Londra, torna qui, non trova un lavoro, che deve fare? Vive da solo, non vive con la famiglia, cosa fa? A quel punto lo prendono al reddito di cittadinanza? È stato a Londra, quindi lo perde il Stiamo diritto parlando di cittadino italiano. Esattamente, cittadino italiano. A quel punto il capogruppo al Senato dei 5 Stelle, in diretta qui l'altra sera, ci ha detto no, ma è reddito di cittadinanza, quindi conta la cittadinanza. È un cittadino italiano. Esatto. I cittadini extracomunitari non sono cittadini italiani, sono cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia, ma il passaporto rimane ugandese piuttosto che senegalese, piuttosto che... Quindi la contestazione che veniva fatta da un altro presente ospite, tra l'altro ex vice ministro Zanetti, quindi non l'ultimo arrivato, diceva che se non va chiarito nel testo non si riesce a distinguere tra il cittadino italiano e il cittadino che ha il diritto solo per i 10 anni di residenza, perché si fa riferimento alla residenza e al domicilio, se ricordo bene. Adesso io il testo nelle ultime ore non l'ho riletto, ma ci poteva essere questo dubbio, quindi dal punto di vista tecnico io assolutamente non entro, e bene ha fatto il dottor Fabian a inquadrare tutto, però da un punto di vista politico-amministrativo sarebbe veramente un salto nel vuoto se un provvedimento di questo tipo, che ha riempito pagine e pagine della cronaca, non prendesse conto del fatto che ci può essere qualche nostro ragazzo che ormai si sposta frequentemente per l'anno a Londra o va in Australia, poi torna e si trova... Poi mi dice perché il decreto dignità sulla storia dell'imprenditore di oggi, ma una cosa fa bene, quindi lei ha detto novità della giornata di ieri, che ci vogliono 2 anni di residenzialità continua. Quindi anche il caso di questo studente almeno deve aspettare 2 anni eventualmente, se non riusciamo a capire. Allora, è il cittadino italiano, quindi è coperto. Queste sono le novità che io appunto ho recepito questa mattina, ed è ancora una bozza, quindi probabilmente ci saranno delle modifiche, io adesso non sono in grado di stabilire a livello... Però secondo me la pulce nell'orecchio l'abbiamo messa l'altra sera, capogruppo... Ho l'impressione che gli abbiamo anche fornito, come dire... un assist. un assist. Beh, un assist positivo. Io penso che la dialettica parlamentare questo dovrebbe fare, ed è, se mi è permessa una punta di spillo, con l'ultima finanziaria invece è venuto meno questo, cioè arrivare lì con un documento che è bloccato in tutto e per tutto significa che è chiaro, uno non può avere lo scibile umano
in mente in tutti i provvedimenti che passano per il Parlamento. Se c'è la possibilità attraverso le commissioni, attraverso il lavoro parlamentare di raffinarlo, di chiedere un consiglio all'organizzazione di categoria, a sentire qual è l'impatto al di là dell'aspettativa che uno ha politica, perché poi sappiamo che la nostra stratificazione giuridica presuppone che ci sia come dire, l'interpretazione più o meno fedele di una parola che cambia il testo. Certo, in toto. Poi sentiamo la telefonata, prego dottore. Posso intervenire riportando quelle che sono le parole dell'assessore al lavoro Elena Donazzan ieri in nona commissione, è che la Regione del Veneto è assolutamente disponibile a partecipare a tavoli di confronto proprio per andare ad affinare e a risolvere tutte le eventuali problematiche che il decreto può contenere. Prima che diventi assolutamente da applicare. Telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Pessot di Quinto. Prego. Dunque, sarei d'accordo con la signora che in precedenza ha parlato dei centri di impiego. E non funzionano proprio niente. Nel senso Fa che... la felicità del dottor Fabian, bene, no, adesso replicherà, insomma. Comunque, prego Pessot, dica. No, non funzionano, nel senso che abbiamo fatto ben 3 volte la domanda con tanto di rinnovo e quello mi dispiace perché dico non abbiamo ricevuto una telefonata sì, e a questo punto dico ma con tutto quello che abbiamo messo di soldi che hanno rinnovato tutto quel centro che è bellissimo, non c'è stata una che mi abbia detto c'è un posto di lavoro. Cioè non è arrivata un'offerta. Senta signor Pessot, facciamo così. Assolutamente. Facciamo un profiling. Con tanto cioè, di rinnovo. Aspetti, poi continua lei. Cioè lei ci dica, io ho 8 anni, cerco oppure posso fare queste cose e vediamo, magari il dottor Fabian ci dice in questo settore c'è una difficoltà in questo momento, oppure ci sono delle opportunità o qualcuno che l'ascolta. Cosa ci può dire? Pessot? Ah, sta parlando con sì. me, mi scuso, non Niente, avevo prego. capito. Cosa No, il problema lei? è quello che le sto dicendo, che appunto non riesco assolutamente, anzi non ho mai ricevuto in 2 anni una telefonata dai nostri centri di impiego. A questo punto dico, ma Zaia ha fatto tanto per fare quel po' di stabile lì che è un'eccellenza, ma funzionano o non funzionano? È chiaro, adesso mi sente signor Pessotto, io le ho chiesto cosa cerca lei di lavoro? No, cercavo che mio figlio ha dato tanto di curriculum, ma non ho ricevuto assolutamente, allora dico, la signora in precedenza che ha telefonato, dico, ma ha assolutamente ragione, adesso gli do conferma che anch'io in 2 anni non ho ricevuto niente. Volevo capire se potevano darmi una spiegazione perché non hanno mai telefonato. Fabian? Sì, allora ci sono degli interventi e delle misure che potrebbero fare al caso suo, o meglio del figlio, mi pare di capire. Sì. Ecco, per cui certo. Garanzia Giovani o anche la Perelle, che è l'assegno per il lavoro, in cui c'è la possibilità di utilizzare una quota delle risorse per una ricerca spinta di lavoro. Quello che le consiglierei è di anche frequentare il centro per l'impiego, quindi gli operatori del centro per l'impiego, mi pare che stia parlando del centro per l'impiego di Treviso. Sì, no, quello dell'ex manicomio. Sì. Siamo andati lì, è quello che parliamo? Sant'Artemio. Penso di sì. A Sant'Artemio? Sì. Comunque gli operatori innanzitutto accolgono tutti, nel senso se c'è un cittadino che ha la necessità va al centro per l'impiego, qui viene processata la sua domanda, quindi viene fatta una scheda e gli viene anche implementato l'eventuale curriculum che questo può avere o non avere. Con degli aggiornamenti. Con degli aggiornamenti e indirizzarlo per quanto attiene le varie misure che ci sono. Per cui io quello che consiglierei a suo figlio è di andare al centro per l'impiego nuovamente e eventualmente sollecitare
Il fatto di aspettare magari a casa la telefonata. Esatto, allora signor Pessotto, davvero un flash perché poi abbiamo la pubblicità. Al di là dell'attesa della telefonata, che purtroppo non è arrivata come diceva, suo figlio si è recato altre volte magari per... Dunque, è andato una volta, poi sono passati 6 mesi, come mi hanno detto, e poi è riandato ancora. Tutto questo con una negatività totale, nel senso che magari non c'è una telefonata, se si presentasse per vedere, cioè con tanto di curriculum. Che lavoro cercava? Diplomi, in che settore? Ce lo può dire questo? Che quel che le domandavo prima. Mio figlio è sul settore grafico, pubblicitario, aziendale, insomma... Ha fatto i suoi diplomi e ha fatto anche altre cose, insomma. Pubblicitario? Sì, cioè, grafica. Design. Sì. Ecco, ho capito. Va bene, grazie signor Pessotto, buona giornata. Settore interessante? Sì, e vi sono anche corsi di aggiornamento e di qualificazione molto interessanti in quest'ambito, per cui mi pare strano appunto che ci credo, perché ovviamente non penso che il telespettatore abbia inventato, però evidentemente io lo invito a recarsi nuovamente e insomma potremmo anche prenderla in carico come Regione Veneto. È quello che le volevo chiedere, siccome noi ovviamente abbiamo il contatto telefonico, si può eventualmente, glielo fornisco, si fa una verifica. Sì, non deve diventare un ufficio di collocamento televisivo. Siamo capaci di fare tutto noi, però insomma dobbiamo rispettare graduatorie e tutto quello che c'è, che voi sapete. Certo, quindi, certo. Ecco. Il modus operandi della Regione del Veneto è di veramente andare a risolvere i problemi della gente. Mi sembra di fare la parte politica in questo caso, ma davvero io come tecnico ci credo molto, e di porre in essere tutte le iniziative, gli interventi necessari per risolvere un disagio, ecco, come in questo caso. Ci fermiamo ancora, a tra poco altre novità su quel che è il reddito di cittadinanza. Allora, ore 13, 0422 1626 798, continuiamo a sentire anche telefonate, reddito di cittadinanza, come funziona, torno alla notizia dell'imprenditore perché poi ha colpito parecchio e oggi ne racconteremo anche nel telegiornale, avrebbe commesse per 1 milione di euro oltre a quelle ordinarie cui rispondere e ha bisogno di assumere 30 lavoratori edili disponibili ad affrontare trasferte, che però non trova. Dall'appello lanciato nei giorni scorsi su Facebook, e su questo possiamo discutere, ma doveva rivolgersi a voi? Magari lo ha anche fatto, questo non... Magari lo ha anche fatto. Esatto, questo poi per ulteriore pubblicità... Sono pochi gli elementi. Esatto, per ulteriore pubblicità ha diffuso anche su Facebook dicendo mi serve questo tipo di profilo. L'imprenditore dice di aver ricevuto appena 15 offerte, tutte da fuori regione, nessuno di questi, anzi no, metà di questi da fuori regione, e comunque nessuno è disponibile a viaggiare. Perché bisogna anche viaggiare? Perché diceva il segretario Bisato che c'entra il decreto di dignità, secondo lei, in questo? Sentendo il profilo, secondo me potrebbe essere attinente a quello che è successo con l'incambio di rotta del decreto dignità dopo il Job Act, perché spero che tutti lo sappiamo, i tempi determinati, alla fine della durata del primo tempo determinato si può fare un unico rinnovo con la stessa causale, no, un unico rinnovo, altrimenti bisogna inserire la causale per cui l'azienda ha in procinto di fare un nuovo tempo determinato. Allora, il Veneto, il Nord-Est, un po' più che il resto d'Italia, obiettivamente stando ai dati dell'ultimo periodo, c'è qualche segnale, timido segnale di ripartenza. Guardate che se voi parlate con gli imprenditori, mi scuso, sono preoccupati, perché questa dinamica per cui non è possibile rinnovare un tempo determinato, poi sappiamo che il Job Act aveva anche gli incentivi ad andare verso l'indeterminato e moltissimi sono stati stabilizzati, persone che conosco personalmente, ma se invece io tolgo la prima fase in cui obiettivamente negli ultimi anni è una specie anche di messa in prova del ragazzo, della potenzialità rispetto all'azienda, cioè qua ho l'impressione che si siano persi una marea di posti di lavoro, non è un'impressione, è un dato di fatto. Dice 150.000 in Italia di mancati, però rinnovo, poi, o assunzioni
in virtù, diciamo, il dato mi è stato confermato appieno da rappresentanti del mondo imprenditoriale. Allora, adesso sentiamo la telefonata, poi non so se c'è qualche dato che possiamo dire, ricordare anche sul decreto dignità in regione. Sul decreto dignità in regione. No, è un altro tema. È un altro tema, sì. Allora, telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Chiamo da un paese un po' fuori provincia e volevo portare 2 esempi. Da dove chiama? Me stesso, da Ponte Longo. Prego. Allora, il primo è che le ONG prendono per mantenere gli stranieri 35 euro al giorno, che in un mese sono quasi 1000, quindi darne 7,80 in mano a un africano da dove venga può fare molto per la sua famiglia con quello che costa la roba là, o 780 euro, penso che in Africa, in un villaggetto sperduto, ci vivi anche un mese con una famiglia, dove qui da solo 780 euro arrivi a fatica a fine mese. Il costo della vita è molto diverso. E poi volevo dire che bisogna vedere sto fatto del lavoro mondiale in generale, come il clima, c'è l'inquinamento, le polveri sottili per quello che riguarda il clima, per quello che riguarda il lavoro c'è molta gente che una volta arrivata in ufficio, secondo la propria opinione, ha già fatto il suo lavoro. C'è molti uffici collocamento dove andavo io quando ero abile, perché adesso sono disabile, sono invalido civile, mettevano il numero di telefono in bacheca, che se non c'è nessuno in ufficio li chiamiamo perché erano fuori al bar sotto. No, non sto parlando di Napoli, che non penso. Sì, ho capito, alcuni casi, diciamo, dei furbetti o cose del genere sono stati beccati, pizzicati anche a nord-est. Roberto, fare ragazzi. Chiaro, grazie, buona giornata. 35 euro vanno alle ONG, qui parliamo di 780 del reddito di cittadinanza, abbiamo capito che può andare agli stranieri ma devono essere qui da almeno 10 anni e 2 continuativi, ecco, negli ultimi 2 anni, per quanto riguarda, quindi non è che, ecco, i 49 della Sea-Watch prenderanno il reddito di cittadinanza, ecco, perché poi i 35 non vanno in tasca, ora li hanno anche ridotti, non sono più 35, sono anche di meno, no, segretario? Ecco, sì, poi, però visto che voleva intervenire, sì. No, volevo intervenire anche per fare chiarezza, perché i 780 euro che spettano appunto a chi beneficerà della misura, non è che può inviarli in Africa perché... I money transfer. Esatto, con i money transfer, anche perché c'è un limite appunto di prelievo del contante di 100 euro al mese, e il resto deve essere utilizzato nei pressi supermercati, quindi la vedo dura. Il reddito di cittadinanza è stato pensato perché ci possa essere un prelievo di massimo 100 euro al mese, questo prelievo è chiaro che non si può girare in un paese straniero, insomma c'è stata una stretta anche sul money transfer di cui... Certo, e poi comunque vivono qui e quindi le spese che devono sostenere le devono sostenere qui. In caso di affitto di un'abitazione questo deve essere dimostrato, quindi non ci saranno flussi di denaro che vanno ad arricchire i paesi terzi. Ecco. Curiosità, quindi diciamo, siccome c'è la componente anche affitto, se uno vive in affitto e sono quei 280 in più che potrebbero andare a coprire, quindi quelli vengono ovviamente decurtati e non c'entrano con i 100 che si possono prelevare, che sono in più, giusto? No. Ecco, in quel caso, perfetto. Prima di altre telefonate, Andrea, mi fai vedere le grafiche dell'altra sera? Ti chiedo scusa, tra l'altro fino adesso non le abbiamo ancora mostrate, ma è un riepilogo. Costo circa 6,5 miliardi, poi attendiamo comunque cifre definitive, l'ISEE d'accesso è fino a 9.360 euro annui, ci sarà questa card probabilmente RDC, cioè reddito di cittadinanza, fino a 780 euro solo a chi è in affitto come abbiamo detto finora, una platea di circa 4,34 milioni di persone in Italia, il 47% andrà al centro-nord, il 53% al sud e alle isole, prima a beneficiare nella regione Campania per numero, poi seconda Sicilia, terza Lazio e quarto Lombardia. Vediamo ancora
Ecco, se si è proprietari di un immobile, questi dati li ha visti anche lei, no Fabiano, per quanto riguarda queste bozze, la casa non deve avere un valore superiore ai 30.000 euro, un patrimonio tra i 6 e i 10.000 euro, un reddito familiare tra i 6 e i 10.000 euro, se si possiede un'auto non deve superare i 1.600 di cilindrata, così come una moto 250 e i furbi, no? Giusto? Si beccano 6 anni di carcere. Cosa volevo aggiungere? Volevo aggiungere che per quanto riguarda anche le auto e moto devono essere immatricolate almeno 6 mesi per quanto riguarda le moto prima della richiesta, quindi non possono essere auto immatricolate il mese prima. Cioè non possono essere auto acquistate, no, nuove, acquistate nei 6 mesi precedenti la domanda. Beh, acquistate sì, ma l'immatricolazione deve essere più vecchia. Comunque sono di cilindrata, devono essere di cilindrata inferiore, come abbiamo visto dalla scheda, ai 1.200 o ai 250 per le moto. 1.200, 1.600? 1.600, scusatemi il lapsus. Ma mi pare che ci sia un elemento che emerge anche da questa scheda, che è l'ultimo, quello dei 6 anni, se qualcuno come dire, vuole fare il furbetto. Quello a cui volevo arrivare, infatti. Io penso che al di là della sanzione sia inevitabile che in alcune zone di questo paese, intesa come Italia, chi già lavorava in nero e aveva un ISEE sostanzialmente pari quasi allo zero, io ho l'impressione che questo strumento servirà, se non altro, a dare un ulteriore incentivo al reddito, un reddito aggiuntivo per 18 mesi, perché ci sarà la prima chiamata al lavoro, entro un certo raggio. Solo due, vero, nei primi 12 mesi o 16 mesi, adesso non vado a memoria, perché poi, questa è l'ultima proposta. Alla prima non risponde, alla seconda non risponde, alla terza obiettivamente c'è il taglio. Fra 18 mesi vedremo cos'è obiettivamente successo. Cioè è per questo che io dico che le due misure messe assieme, cioè l'integrazione al reddito assolutamente dovuta per chi è sotto la soglia di povertà, però c'era già uno strumento, andava implementato, andavano messo 2 miliardi e lo strumento già girava, perché adesso il rischio è anche, io ne parlo da amministratore, si è sudato freddo, sputato sangue per mettere a circuito quel sistema, perché era stato ritoccato, all'inizio era ancora più stringente e più chiuso, cioè praticamente entrava solo il caso di chi aveva una disabilità nel nucleo familiare ed erano veramente pochissimi casi. Poi era stato esploso notevolmente, quindi i veri indigenti dei nostri paesi con il REI per il 75-80% venivano già coperti da un'integrazione al reddito. L'altro strumento assolutamente lodevole su cui bisogna intervenire, che è matchare, cioè mettere assieme la domanda e l'offerta di lavoro, esatto. Non so se sovrapporlo a un intervento perché non ci sia l'indigente economico, funzionerà. Cioè sono due cose che non sempre sono sovrapponibili. Cioè uno può essere sotto la soglia di povertà perché non ha trovato lavoro e sta cercando lavoro, ma poi c'è tutta una fascia del sociale, del borderline sociale, per cui è il servizio sociale dell'assistente sociale che sa se serve il cercare lavoro oppure se è perché, come dire, ha tutta una serie di patologie, di difficoltà, per cui non riuscirà mai ad inserirsi nel mondo del lavoro. I 18 mesi a quel punto saranno un taglio che produrrà come dire, la richiesta di ritornare in circuito. Ne abbiamo testimonianza noi come amministratori pubblici, nei nostri regolamenti comunali, tante volte c'è già l'integrazione per chi è sotto quella soglia che è dei 470 euro mese, che sono gli assegni di accompagnamento, l'indennità di accompagnamento, si mette quella, o comunque la pensione al minimo, questo era un requisito, e si stabilisce di dare un'integrazione per tot mesi. Sì. È quasi scontato che poi si debba ripartire, non so se, perché non esce mai da certi circuiti. Chiaro. Allora, prima della telefonata, che sentiamo subito, vi faccio vedere, Di Maio promette il reddito di cittadinanza a 260.000 invalidi, che poi è quello di cui si parlava. Il vice premier ha detto che è stata ridotta la platea dei cittadini stranieri che potranno accedere al sostegno, le risorse disponibili saranno quindi redistribuite, ma il decreto slitta.
Dopo vi leggo qualche altro dettaglio. Di Maio ha spiegato che la riduzione della platea dei cittadini stranieri ha consentito di guadagnare 400 milioni di euro che potranno essere utilizzati non solo per gli invalidi ma anche per coprire le spese dell'innalzamento delle pensioni minime e della riforma dei centri per l'impiego. Telefonata, pronto? E chiedo, la prego, velocissimo. Prego signora. Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Telefono da Padova. Buongiorno a lei. Io volevo dire che secondo me, per carità, il reddito di cittadinanza è una cosa sacrosanta nel 2019. Mi sembra un po' troppo però le 3 opzioni. Le 3 secondo offerte me, di lavoro? Bisogna di lavorare. Le 3 offerte di lavoro che bisogna... Esatto, sì, le 3 offerte di lavoro per 3 mi sembra un po' troppo. Uno ha bisogno che va appunto e basta. Secondo, vorrei dire al signore, non so chi l'ha detto perché non ho seguito tutta la trasmissione, che con il reddito di cittadinanza si favorisce anche il lavoro nero, ma è ovvio, ma qualunque aiuto, sussistenza, qualunque, anche con il REI uno poteva fare il lavoro nero, anche con la disoccupazione, ovvio il lavoro nero, però in questo caso il governo è molto più severo nel caso che uno lo faccia, capito, come ha dei paletti ben precisi. Terza cosa, chiedo scusa, quell'imprenditore che non trova 30-40 operai, non so perché non 30. ho sentito proprio, ripeto, ecco, secondo me, io dico mi prendo le mie responsabilità, è un po' una bufala, perché lo stesso caso si è sentito anni fa con un'altra ditta molto importante e dopo che è andato in televisione, c'è stato un articolo sul giornale, è stato subissato da migliaia di domande di lavoro. Per cui o questi imprenditori lo fanno per pubblicità o prendono la parte sbagliata, cioè come si fa ad andare su Facebook va da un pensionato, va uno che perde tempo, non si può fare una richiesta di lavoro su Facebook, uno va non so se esiste ancora come si chiamava una volta? Il centro per l'impiego. Esatto, il centro per l'impiego, esatto, il centro per l'impiego, ma altri canali, perché ripeto, signora, infatti lo sottolineavamo poco fa anche noi, cioè lo so, a questo si aggiunge, esatto. Non ne facciamo una colpa quasi del fatto che non ci stesse seguendo. No, però abbiamo detto infatti che sia scritto solo su Facebook ha l'importanza che ha. Non possiamo nascondere che magari qualcuno, può non essere questo caso, ne approfitti tra gli imprenditori per finire sul giornale, per avere più offerte, perché non è soddisfatto perché ha bisogno di maggiore rapidità. Guardi, su quello... è ovvio, perché ripeto, l'altra volta un caso analogo... Non è il primo caso, l'abbiamo detto, certo, infatti. Signora, grazie, un abbraccio, ci fermiamo pochi istanti perché ho la pubblicità, la prego, siamo in ritardissimo. Grazie, buona giornata. Pubblicità tra poco e rispondiamo anche sui 6 anni per quanto riguarda la pena per chi fa il furbetto sul reddito di cittadinanza. Ore 13, ultimissimi minuti, andiamo davvero veloci anche per rispondere alla signora che ci ha appena chiamato. Dottor Fabiani, i furbetti, ecco, la struttura è pronta, cosa si deve fare, cosa avete capito che ci sarà in quel testo per... Certo. La signora diceva che anche col REI chi vuole fare il furbo, chi voleva lo poteva fare. Certo. Si può fare con qualsiasi misura, se ecco, c'è una mela marcia, l'importante è rimane beccarli, marcia. dici. Esatto. Allora, io trovo che comunque nel testo il fatto che ci sia una forte condizionalità e anche delle misure di contrasto che vadano appunto da misure di contrasto di tipo penale, perché 6 anni di carcere insomma è una misura pesante che in altre misure per esempio non era mai stato previsto, e anche il fatto che nel caso invece di lievi danni o quindi lieve omissioni o il fatto che non si presenti al colloquio obbligatorio presso i centri per l'impiego e quant'altro vi siano delle decurtazioni dell'assegno, quindi del reddito, credo siano degli elementi importanti. Ovvio che poi vanno fatti i controlli e i controlli, la fase di controllo è una fase fondamentale e su questo ci troveremo. La Regione del Veneto è disponibile, come dicevo prima, a partecipare anche ai tavoli nazionali per l'ulteriore definizione, certo, degli strumenti.
Diceva Bisato, credo di aver interpretato giusto, che lo ricordava anche poco fa, che con Rei però si andava ad agire con un ISEE più basso, quindi persone in una vera e fortissima difficoltà economica e spesso anche nell'incapacità di lavorare e quindi magari di lavorare in nero. È questo il senso? Forse sì, e soprattutto anche un rapporto con i servizi sociali proprio diretto, cioè in pratica il Rei l'hanno portato a casa i nuclei familiari ampiamente conosciuti dai servizi sociali in generale, cioè del comune piccolo e medio ma anche grande, perché poi la struttura è diversificata. C'è una considerazione a margine che io volevo fare in generale e che secondo me è politica, ma come dire, potrei anche estraniarmene. Noi con il reddito di cittadinanza abbiamo fatto passare il messaggio, corretto anche dal punto di vista simbolico, che tutte le fasce di mezzo dei ragazzi che decidono di andare a Londra, in Australia, quelli che non trovano lavoro, possono è un modo per qui. Trovare lavoro. Sì. Io ho l'impressione che non sarà semplicissimo che sia questo, per quella sovrapposizione che, siccome è il reddito poi, è l'integrazione al reddito che fa da matrice rispetto anche all'inserimento nel mondo del lavoro. Non so, spiego, esemplifico perché sto diventando troppo tecnico. Il ragazzo di 25 anni che vive con i genitori dovrebbe andare a vivere da solo e prendersi un appartamento, perché altrimenti è praticamente impossibile che abbia accesso al reddito di cittadinanza. È giusto o sbagliato? Cioè quelli che Monti definiva i bamboccioni. I bamboccioni, se fanno parte del nucleo familiare, hanno diritto al reddito di cittadinanza, però sono obbligati a recarsi al centro per l'impiego e comunque a sottostare a tutti gli obblighi previsti dal reddito di cittadinanza, dal decreto. Sì, ma se il reddito del nucleo familiare non arriva a 9.360, certo, quindi significa che tutto se il papà e mamma lavorano, voglio dire, oppure non hanno diritto al reddito. Beh, se superano l'ISEE è uno dei requisiti cardine per cui però non hanno diritto. Avete capito? Mettiamoli in difficoltà, allora. Stanno tra i 10, gli 11, i 12.000 al massimo di reddito familiare. A quel ragazzo paradossalmente converrebbe uscire di casa e prendersi un appartamento converrebbe probabilmente no, però siamo a questa ricostruzione. Cioè io faccio una considerazione, il ceto medio che per molti anni ha visto i propri figli non trovare lavoro, non è detto che sia questo lo strumento. Certo. Allora forse, e qua si la butto in politica, bisogna fare ripartire l'economia, non bisogna bloccare i cantieri, bisogna dare incentivi all'impresa perché la TAV ieri sera è arrivato, costi-benefici è arrivato l'esito e non conviene secondo questo studio. Addirittura arriviamo a zappate qua su vita. Grazie Alessandro Bisato, segretario del Partito Democratico del Veneto, e Roberto Fabian della direzione lavoro della Regione Veneto. Ci avete aiutato a capire molte cose. Allora, anche a chi ha telefonato da casa con ottimi spunti, ci ritroviamo a partire dalle 18:30 con i nostri telegiornali, poi stasera 20:10 il direttore Bacialli intervista il sindaco di Treviso Mario Conte e Giampiero Beltotto, direttore del Teatro Stabile del Veneto. Si parla di cultura, appunto, teatri. Grazie e buona giornata.